Buongiorno a tutti, sono Gianni Coconi di Villa Simius, però vivo sempre a Quarto. Dunque, innanzitutto voglio precisare una cosa: Dio è in noi, non può avere che ci sia, ma può che creo veramente in Paolo Zedda, che è una bravissima persona. Innanzitutto, lo conosce di vecchia data, da quando ha cominciato a fare il suo cantatore, a esprimere le sue origini, quando è proprio scavendi, andare a scarravonare proprio le origini nostre, può comprendere su sardo come è fatto e tutte le tradizioni sue. Non solo è un grande studioso in sa poesia sarda, in scultura campidanese, ma de capesuso puro, de sa barbagia. Isso conosce tutti gli stili e tutte le forme poetiche de sa Sardegna. De conseguenza, tu lo conosci anche come persona, come umano, è una persona che è sempre abbasciata a cantare, che dopo non è abbasciare, con persone che non sente manco vai a rima. Cioè, pochini canta, non è una cosa bella cantare con un cantatore che non ci canta. Isso è talmente umile che incoraggia queste persone, in certe situazioni, di incoraggiare le persone che non fanno buone a cantare. E addirittura è bene a papà con noi in luogo di montagne, in luogo di persone umili, pastori, persone di ogni ceto sociale. È una persona con un coro per un anno di isso, che quando deve accontentare un amico rinuncia a cose importanti, non andare a castigare su soldi e su centesimo, può aiutare questo amico. De Bruso non sciutta tutto sinai, ha donato un grande apporto a questa poesia, poi penso che sia stato il suo primo laureato a cantare, a improvvisare in motetto sardo, e ha donato direttamente un grande apporto perché non solo che su andare a spiegare con questa cultura sua chi ne via Garibaldi, in sa sterrina e in suo modo che tenia di svolgere questa cantata, esprimia da questa cultura nostra, fa paragoni a pizza di questa cultura nostra, e questa è una cosa bellissima che forse tutti non conoscono e non apprendono, perché questa poesia sarda è una cosa veramente bella. Dio in Paolo ci creo, perché lo conosce soprattutto come persona. Dio è convinto che questo fosse stato un votatore di Bingiasa, Dio lo votiamo su proprio perché è una grandissima persona. E noi abbiamo bisogno di queste persone, con tutta questa corruzione che teniamo noi, in questa politica, serve una persona di Aici. E un'altra cosa si può dire, poco mentre la Dio di potersi esprimere un nostro a coltivare questa cultura nostra, a essere in domo nostro a questionare su sardo, con figlio nostro e con tutti. Poi Taddeo quando potrà ballare in Piemonte, abbiamo 17 anni, mi questionando su piemontese. Quando abbiamo 14 anni, facciamo ballare a Napoli, mi questionando su napoletano, e mi deve arrangiare per questionare su sardo. Dio non ha che deve essere 10, però OVR sta sporta a tutti, però questa tradizione nostra non deve più qua e non deve più ottenere pregunce. Poi che non scienza di onde benioso, non arriva a nessun luogo. Auguri Paolo, bocca al lupo.